Caprese sì, ma con stracciatella e capesante. Queste sono delle belle capesante di Hokkaido. Togliamo questo che è il nervo esterno e prepariamo le capesante facendone per ognuna 3 fettine. Continuiamo col pomodoro, mi raccomando, scegliamo i pomodori che hanno più o meno la stessa dimensione delle capesante. Spessore identico. Adesso le marineremo con lo zenzero e il lime. Grattugiamo lo zenzero, io aggiungo un pochettino di peperoncino in questa base di zenzero, lasciamo un po' macerare, un po' di succo di lime. Vedete? Il peperoncino ha lasciato il suo colore dentro. Mettiamo qui, strizziamo. Poi mettiamo 2 parti di olio sulla base del liquido che abbiamo. Ne facciamo una citronette, ma non aggiungiamo sale, lo metteremo soltanto sul carpaccio. Battiamoci la stracciata di bufala a coltello. Ci regoliamo con un pizzichino di sale e subito freddo cominciamo a comporre il piatto. Grattatina di lime. Mettiamo alla fine la nostra stracciata di bufala. Io concludo con questo, è un olio d'oliva alla vaniglia che con le capesante è un toccasana. Un po' di sale Maldon qui per dare un po' di sapidità. E se ce li avete, qualche piccolo germoglietto, qualche fogliolina di basilico. Fate i bravi.